condizionata sul miglio che vede al via 8 concorrenti: Uganeo Jet, Urla del Vento, Vortice d'Amore, Un Debè, Vamos OP, Victor Trio in prima fila, Ticad e Vassallo in seconda. Favori netti per Vortice d'Amore numero 3, Antonio Di Nardo in sediolo. Macchina che si appresta a staccare, partiti con Vortice d'Amore veloce, veloce anche Victor Trio che si gioca molto in partenza, mentre Un Debè va subito in seconda posizione alla corda. Victor Trio col 6 ci prova, viene però respinto dall'avversario e ora prova a sistemarsi in terza posizione. Vedremo se riuscirà a farlo. Ci riesce perché c'è parecchio distanza tra lui e Uganeo Jet, che come sempre parte molto piano e col numero 1 però risale subito al largo e progredisce anticipando Ticad. Intanto ha dovuto strappare Vortice d'Amore per prendere la testa nella seconda frazione, però ha già potuto graduare, ma interviene subito Uganeo Jet. 31,3 Uganeo Jet si porta a ridosso di Vortice d'Amore. Ha contatto Un Debè, poi al largo anche Ticad, mentre lungo la corda rimane Victor Trio in terza posizione, più indietro gli altri con Vamos Upi che cerca di rientrare ma è piuttosto discosto, preceduto anche da Vassallo, mentre Urla del Vento chiude il gruppo. 1 minuto e 6 decimi il passaggio agli 800, fanno già quasi match Vortice d'Amore Uganeo Jet con un parziale in 14-1 davanti alle tribune e ora un altro parziale svelto per arrivare al chilometro in 1:15,2. Si mantiene in vantaggio comunque Vortice d'Amore, attacca Uganeo Jet che copre quasi interamente l'avversario all'attacco della curva conclusiva. I due prendono vantaggio da Ticad che ha superato Un Debè. Siamo sulla curva finale con Vortice d'Amore in vantaggio, Uganeo Jet che ci prova ancora generosamente, retta d'arrivo, insiste all'esterno Uganeo ma Numero Vortice 8, prova a svincolarsi. Vassallo Vortice in vantaggio, Uganeo che non si dà ancora per vinto, ma Vortice d'Amore nel finale controlla agevolmente la situazione, vince su Uganeo Jet al terzo. Ticad 1:13,2 il ragguaglio conclusivo con 28,6 e 28,5 per gli ultimi due quarti. Va veramente come il vento Vortice d'Amore, ma va fortissimo anche Uganeo Jet. La vittoria però è per Vortice d'Amore. In sediolo Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, la quota da netto favorito di 1,34. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Vortice d'Amore che nel finale si svincola agevolmente da un pur validissimo Uganeo Jet che le ha provate tutte. Alla fine però gli arriva a una lunghezza abbondante. E al terzo chiude un ottimo Ticad.